Buongiorno a tutti e buona Pasqua. Veneto Grove ritorna con un'altra puntata della rubrica Una voce da, e stavolta dall'Ozzo di Cadore, con un'intervista allo studente Valentino Suani, una sicura promessa per il futuro del Cadore. Studente al Liceo Scientifico di Pieve, Valentino Suani è da anni una delle anime del volontariato, non solo di Lozzo, dove risiede, ma dell'intero Cadore. Iscritto all'Associazione Libera Cadore sin dalla sua fondazione, è arrivato al volontariato dopo aver vissuto l'esperienza del Consiglio Comunale di Ragazzi e la collaborazione con la parrocchia di San Lorenzo di Lozzo. Oggi, che non ha più l'età per il Consiglio dei Ragazzi, è diventato il coordinatore dei Consigli Comunali per Ragazzi Cadorini. È ormai uno dei giornalisti giovani più apprezzati per i suoi interventi sul mensile della magnifica comunità di Cadore, dove è ormai un suo posto fisso. Ha portato la sua esperienza anche nel consiglio di istituto del liceo e ne coordina le attività studentesche. Dotato di una parola facile e scorrevole, viene spesso chiamato a dirigere incontri anche importanti, come quello dello scorso anno a Domegge, dove, davanti a oltre 400 spettatori, che si sono incontrati il vescovo di Belluno Renato Marangoni e Don Luigi Ciotti, per parlare dell'enciclica di Papa Francesco sull'ambiente nel periodo dopo Vaia. Iniziamo intanto allora con il buongiorno e gli auguri di buona Pasqua a tutti gli ascoltatori e a Valentino in modo particolare. Con 2 articoli sul Cadore, lei ha affrontato 2 temi importanti per i giovani: l'importanza dello studio e la consulta giovani che è nata da poco in Cadore. Perché? Buongiorno a tutti e grazie per gli auguri, grazie anche per questa intervista e rinnovo gli auguri anche a tutti i nostri ascoltatori. Nell'ultimo numero del mensile della magnifica comunità di Cadore, il Cadore, ho pubblicato appunto 2 articoli, uno riguardante la didattica a distanza e quindi lo svolgimento della scuola anche in questo periodo ovviamente dell'emergenza del coronavirus. È importante che le attività didattiche continuino anche in questo periodo, anche se non possiamo parlare di scuola vera e propria, la scuola intesa come relazioni con i compagni, come rapporti con gli insegnanti, la scuola delle emozioni, ecco. Questa non è la scuola che stiamo facendo in questo periodo, stiamo andando avanti con le attività didattiche, questa comunque è una cosa molto importante anche al fine delle nostre conoscenze. È una valida occasione anche per sperimentare tutte le innovazioni tecnologiche disponibili finora. Il secondo articolo invece riguarda la consulta giovani del Cadore, come accennava. Ecco, in Cadore si sta appunto formando questa consulta dei giovani, sono stato incaricato dal caporedattore di prendere i contatti con questa nuova consulta e di approfondire un attimo l'argomento. Già con la fine del 2019 si sono trovati a Domegge una trentina di ragazzi per presentare questa idea, per raccogliere insomma delle proposte. Sono andati avanti questo gruppo di ragazzi, adesso sono in 15 effettivi e stanno per costituirsi formalmente nel corso del mese. Perché così giovane lei fa il liceo scientifico? Perché così giovane si interessa tanto ai volontariati? Io penso che la formazione abbia un 50%, si svolga un 50% nella scuola, ma un 50% anche in tutte le attività che noi facciamo extrascolastiche, dal mondo dello sport, che è sicuramente molto importante, anche a tutte le altre occasioni che abbiamo, soprattutto in questa terra del volontariato. È molto importante far parte di associazioni, insomma di qualsiasi gruppo che riesca a fare rete tra i giovani e anche tra tutta la popolazione e tra tutti i paesi sicuramente. Ecco, per questo discorso si intende che normalmente una persona affronta il volontariato intorno ai 16-17 anni, ma lei lo ha affrontato ancora nel consiglio pastorale, diciamo, a livello di parrocchia. Sì, diciamo che la mia esperienza nel volontariato è iniziata a 15 anni, nel 2013,
quando, anzi nel 2013 sì, quando ero stato eletto vice sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, fino al 2015 ho fatto questo biennio di mandato, e da lì poi ho iniziato a frequentare anche la parrocchia nel periodo estivo, facendo l'animatore del centro estivo insieme a tanti altri miei coscritti e tanti altri miei compagni, compaesani animatori. Lei si interessa molto anche di legalità e studia la Costituzione italiana. Cos'è che le interessa di questo campo? Ecco, mi permette di fare un'introduzione. Dal 2015, come lei ha detto, sono socio fondatore del presidio di Libera Cadore Barbara Rizzo, e da lì appunto è nato questo mio interesse per la legalità e soprattutto per il contrasto alla criminalità organizzata. È fondamentale responsabilizzare la popolazione anche cadorina del fatto che la mafia non è un fenomeno legato solamente all'Italia del Sud, all'Italia meridionale, ma si sta diffondendo capillarmente anche al nord, e soprattutto la pericolosità è che si sta infiltrando in modo anche segreto, senza quindi gli attentati caratteristici, insomma, della tradizionale mafia, del sistema mafioso tradizionale. Da lì, appunto, dal 2015 sono diventato anche coordinatore del Consiglio Comunale dei Ragazzi, e tra Consiglio Comunale dei Ragazzi e Libera, con il gruppo Giovani, abbiamo portato avanti un progetto di approfondimento e di conoscenza della Costituzione. Ritengo che sia uno dei temi molto importanti, perché innanzitutto la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato italiano, dunque è necessario che tutti noi ragazzi la leggiamo, impariamo i contenuti, insomma, già dalla giovane età. In particolare, appunto, con i 13 ragazzi, con i 13 consiglieri del Consiglio, abbiamo analizzato i primi 12 articoli, i principi fondamentali, e alcuni articoli anche della prima parte. Abbiamo redatto una forma semplificata dell'articolo, e li abbiamo accompagnati ad una rappresentazione grafica realizzata dagli alunni della scuola secondaria di primo grado di Lozzo. Con questi tre materiali, appunto, abbiamo costituito dei pannelli che sono stati disposti nelle vie di Lozzo di Cadore. Sono un totale di 20 pannelli. Il motivo è perché la gente non conosce la Costituzione. C'è tanta ignoranza, fondamentalmente. Tanti ancora non conoscono questa legge fondamentale dello Stato. È importante che tutti sappiano quali sono i propri diritti in quanto cittadini, ma anche i propri doveri. Ricordiamo che i diritti sono inviolabili e i doveri sono inderogabili. E poi è fondamentale che i cittadini, insomma, conoscano anche l'ordinamento della nostra Repubblica. Lei fra qualche tempo, fra poco presumo, dovrà iscriversi all'università. Quale facoltà le interessa? La facoltà di giurisprudenza. Non giornalismo, come sembra sia molto portato? Il giornalismo è una delle mie più grandi passioni, però al momento la coltiverò appunto come attività complementare allo studio della giurisprudenza. Ecco, nel discorso nel campo del giornalismo noi avremo bisogno di nuovi corrispondenti in Cadore, perché oltre che scrivere sul mensile di Cadore, che però è un mensile, gli articoli sono rari, no? Non ci sarebbe bisogno anche di una voce sempre corrente, tutti i giorni, che ponesse questi argomenti di quali stiamo parlando all'attenzione della gente? Certo, è fondamentale, penso sia fondamentale che anche i giovani inizino, come della mia età, ma anche i più giovani inizino a scrivere. È un modo anche per rimanere sempre aggiornati su quello che succede costantemente nel nostro territorio, ed è quello che io sto cercando di fare anche con i miei amici, con i miei compagni, cercando di attirarli, insomma, al mondo del giornalismo, che è un mondo ovviamente affascinante e che ci porta giorno dopo giorno anche a fare delle ricerche per scrivere, insomma, per portare alla conoscenza della gente ciò che noi scriviamo, quello che stiamo facendo anche ora, insomma, via computer. Ci avviciniamo al 25 aprile. Lei ha fatto una scoperta che ha lasciato tutti allibiti il giorno che l'ha annunciata l'anno scorso al monumento di Orsina. Si ricorda?
che la festa del 25 aprile non è nata per una decisione del Partito Comunista, ma una decisione ancora di cos'era, Umberto II, quello, il re provvisorio che c'era nel 1946. Lei ha fatto questo studio e dove l'ha trovati questi dati? Guardi, lo stiamo affrontando proprio in questo periodo tramite didattica a distanza con il nostro professore di storia, e l'anno scorso, quando ho avuto l'onore di tenere questa orazione ufficiale nel comune di Calazzo di Cadore, ovviamente avevo fatto delle ricerche per conto mio, insomma. No, è stato un fatto interessante, perché anche sui giornali è stato riportato, e anche con una certa evidenza, che tutto quello che era stata, come si può dire, il bene e il male che si era detto della festa della liberazione non era vero, era solamente, bisognava ripartire dalle origini. Certo, ritengo che sia fondamentale che al di là di una data, ecco, che possa essere 21 marzo, che possa essere 25 aprile, ci sia lo studio della storia, che però deve essere finalizzato a una critica, insomma, a un pensiero critico su quelle che sono le conseguenze future, insomma. Quest'anno stiamo assistendo a un ulteriore depauperamento del numero di studenti nelle scuole cadorine. Quale sarà il futuro della scuola cadorina, continuando in questo passo con la discesa verso la pianura di troppi ragazzi? Siamo arrivati a 160 ragazzi che quest'anno frequentano la scuola a Belluno, oppure ancora più in giù, Feltri, ancora più in giù. Quale sarà il futuro della nostra scuola? Innanzitutto è fondamentale che le scuole continuino a vivere e continuino ad ampliare la propria offerta formativa per dare nuove possibilità agli studenti, soprattutto negli istituti tecnici, che diano anche la possibilità agli studenti di realizzarsi con le nuove tecnologie, con le nuove sfide che poi riceveranno nel mondo del lavoro. Sicuramente, visto il trend attuale demografico, sarà necessaria una rivalutazione dell'intero sistema scolastico, ma a livello dell'intero Cadore, quindi un accorpamento probabile delle scuole secondarie di primo grado, ma anche delle scuole primarie sicuramente. Una cosa importante sarà il mantenimento delle sedi delle scuole secondarie di secondo grado, ovviamente per tutti i suoi indirizzi. Quest'anno è nato un problema, cioè è emerso un problema veramente importante. All'ottica, alla scuola di ottica di Pieve, ci sono stati 4 studenti che hanno conseguito il 100 di votazione. Nessuno di questi studenti era cadorino. Tra l'altro 3 di questi erano, o perlomeno arrivano dalle migrazioni. Come mai questo discorso? Io penso che questo sia anche un nostro vanto, il vanto di una scuola che attrae anche ragazzi dal resto della provincia, quindi probabilmente da Belluno. Ricordiamo che la sede dell'Ottica è una delle poche anche in tutta la regione del Veneto. E per quanto invece riguarda la presenza anche di migranti, soprattutto è segno che i ragazzi, le famiglie, insomma, che decine di anni fa sono arrivati in questa terra ad abitare, si sono integrati e sono a tutti gli effetti cittadini cadorini che frequentano e hanno frequentato le nostre scuole e che adesso sono pronti per il mondo del lavoro. E sia necessario un convitto per poter incrementare questa presenza? Potrebbe esserci sicuramente uno studio, un'analisi in base a quanti studenti vengono dal resto della provincia, una soluzione che potrebbe essere sicuramente valutata. Lei ha un cognome che non è tradizionale di Losso. Da dove deriva questo cognome? I miei nonni sono originari della Val Badia, in Trentino Alto Adige, e mio padre invece è nato a Cortina. E da quanti anni abitate a Losso? I miei si sono sposati e sono venuti ad abitare a Lozzo ancora negli anni 90. Io da quando sono nato ho sempre vissuto qui a Lozzo.
noi stiamo andando verso la conclusione. Ha un argomento che vorrebbe parlare che non ha mai potuto sviluppare? Un argomento suo? Sicuramente vorrei fare un invito ai giovani. Spero che tutti quelli che mi stanno ascoltando in questo momento riescano a capire qual è la mia forza di andare avanti nel mondo del volontariato e qual è anche l'importanza di attrarre anche tutti gli amici giovani, perché solamente facendo gruppo in queste terre, solamente nel Cadore, facendo gruppo, abbandonando tutti i campanilismi tra tutti i comuni, ma anche tutti i campanilismi che ci sono tra i nostri gruppi giovani, solo facendo unione, comunità, riusciremo a sopravvivere in questa terra e a vivere, ecco, soprattutto a vivere bene in queste terre. Grazie Valentino, rinnovo un saluto a tutti gli ascoltatori e ancora buona Pasqua.